Mi dispiace tanto perché è la mia zona e vedere i salici piangenti ridotti così mi dispiace proprio. Anche perché abito qui da molto e tutti i giorni mi godevo sto verde che adesso non c'è più. Bruttissimo perché io sono nata qua e vedere tutto questo cambiamento eccetera è tremendo. Chi mai è stato qui a fare una foto? Che mai? Tutti i giovani sono sempre qui, le persone anziane, siamo sempre tutti qua. Era uno dei simboli di Treviso, il salice degli innamorati dei Buranelli, ma in una notte di Tregenda è stato abbattuto. Davanti a quello che ne rimane, il sindaco Mario Conte parla di un evento meteo straordinario che solo per caso non ha avuto conseguenze peggiori. È uno degli scorci più belli, più fotografati e che perde uno dei due protagonisti, il salice piangente, però insomma verrà ripiantato quanto prima. Di certo però è giusto sottolineare che per fortuna non ci sono stati feriti e devo dire che visto il numero importante di alberi caduti è davvero un miracolo. Vento forte e grandine come palline da ping pong, migliaia di trevigiani tirati giù dal letto con i vigili del fuoco fin da subito impegnati su più fronti. Così la situazione a ridosso delle mura in zona Porta Caccianiga, dove per tutto il giorno hanno lavorato le squadre del pronto intervento. A pochi metri l'allestimento di Suoni di Marca. Il pensiero ovviamente è corso, no? sul fatto che se fosse successo durante la manifestazione Suoni di Marca con l'installazione dei palchi, con gli stand, sarebbe stato decisamente più problematico e probabilmente anche molto più pericoloso. Lì forse qualche ferito lo avremmo anche contato. Un grande albero è caduto su un'auto parcheggiata all'ex pattinodromo, un'altra pianta ha invaso il put interno a Varco Fra Giocondo. La conta dei danni è scattata alle prime luci dell'alba. 44 piante che sono cadute e ce ne sono probabilmente altrettante da abbattere perché sono spezzate in maniera importante. C'è da dire che una delle problematiche più importanti adesso è pulire le strade perché venendo giù così tante foglie le caditoie sono intasate e dobbiamo evitare che in caso di un altro nubifragio o comunque di una pioggia si formino dei laghi. Ora l'appello va ai cittadini perché documentino i danni ai fini di eventuali rimborsi. Io continuo ad invitare i nostri cittadini a collaborare con le istituzioni proprio perché più collaboriamo, maggiori informazioni abbiamo e prima interveniamo per ripristinare la normalità.